Poteri eccezionali ai governatori delle regioni per gestire le emergenze. Li chiede per sé in primis, ma visto il desolante panorama nazionale dopo le alluvioni in serie, il presidente veneto Luca Zaia. Chiede al governo un atto di coraggio, come lo definisce. Se una volta, dice, si investiva sul cemento, ora è tempo di farlo sulle opere idrauliche. Abbiamo bisogno di meno asfalto e di più argini, di più casse di espansione ai bacini, e di farlo utilizzando i governatori, dando loro poteri speciali, quindi rapidità d'azione in modo tale che si possano fare le opere velocemente. Tante polemiche in questi giorni, lei si è arrabbiato particolarmente con chi ha criticato le regioni dicendo che non ha fatto niente in questo tempo. Ma guardi, io penso che sulle disgrazie della gente non bisogna fare polemica politica. Ho visto che invece di portare magari un tè caldo se non avevi voglia di lavorare o fare un lavoro a fianco ai volontari, c'è gente che perdeva tempo a fare comunicati stampa mentre pioveva e i veneti erano sotto acqua. Questo è scandaloso. Ci chiarisce ancora una volta, il 30 novembre in pratica i poteri del commissario Stancari tornano a lei, ma cosa c'entra con la partita delle attuali alluvioni? Non c'entra nulla perché innanzitutto i poteri non tornano a me, nel senso finisce la fase commissariale e si passa alla fase ordinaria. E si tratta semplicemente dei rimborsi dell'alluvione e non della realizzazione delle opere pubbliche. Legato invece al federalismo, del fatto del TFR e di altre cose, che partita sarebbe economicamente, che volano sarebbe? Ma dare la liquidazione come lavoratori a Roma che te la gestisce per tutta la vita, per poi restituirtela con una redditività dell'1%, noi diciamo invece di darla a Roma, si faccia una legge, resta in Veneto, la liquidazione dei Veneti, la TFR dei Veneti, e noi la investiamo nelle opere pubbliche.